Oggi volevo essere presente ai primi arrivi dei trasporti delle brame da Monfalcone a Porto Nogaro per dare il giusto peso dell'importanza di questo tragitto con il treno. E questo vuol dire un grande risultato sia dal punto di vista della sicurezza sulle strade sia dal punto di vista dell'inquinamento. Oggi è una giornata molto importante, è il coronamento di un lavoro che è partito 2 anni fa e riprende un'attività che era sorta nei primi anni del 2000. È un'attività che Interrail, quale capofila di una cordata di operatori locali, svolge in collaborazione con Mercitalia. Auspichiamo che questa attività, dopo la fase di start-up, possa trasformarsi in un'attività continua, in un'attività che possa stare in piedi e possa quindi togliere una quota parte del traffico dalla strada e portarlo sulla ferrovia. Dobbiamo ringraziare l'assessore Pizzimenti per questo intervento che permette di suddividere un po' i trasporti, quindi alleviare quello che era il trasporto via gomma, soprattutto sulla frazione di Chiarisacco. Spero che oltre a questo venga incentivato il trasporto via Chiatta, che così limiterebbe proprio limiterebbe il traffico sulle due zone più interessate, che sono sia via marittima per la ferrovia che Chiarisacco per quanto riguarda il trasporto su gomma. Quindi spero che questa sia solo l'inizio per arrivare poi a una soluzione tutta via mare.